Sospetta che la moglie lo tradisca con un altro, entra in un bar dove lei si trova e davanti ai clienti e al personale del locale la blocca e le strappa le mutandine, incurante del pianto disperato della donna. Violenza in pieno giorno in un locale della Castellana di fronte alla gente rimasta attonita, gesto che a Castelfranco tutti condannano senza esitazione. Sono sbigottito perché il rispetto per la donna non esiste più. Trovo assurdo, cioè ormai al giorno d'oggi capitano veramente delle cose surreali, ormai non so neanche più cosa pensare io in merito a una cosa del genere. Manca poco a mezzogiorno, l'uomo alto e robusto varca la soglia di un bar di Castelfranco, senza salutare nessuno si dirige verso la moglie, la afferra per le braccia, lei urla e chiede aiuto, ma lui senza pietà le infila una mano sotto al pantalone e strappa con violenza, sfilandole gli slip di fronte a tutti. Nessuno interviene, tutti rimangono impietriti davanti ad una scena a cui mai avrebbero pensato di assistere, mentre l'uomo in tutta tranquillità si dilegua con in tasca il suo trofeo. A consolare la donna, scioccata e umiliata, le persone presenti nel locale, che nel frattempo chiamano la polizia municipale. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver sentito la vittima e aver raccolto i racconti dei testimoni, su mandato del sostituto procuratore Anna Ortica, si sono subito recati nel cittadelese, dove l'uomo risulta risiedere, per sequestrare l'indumento e interrogarlo. Da tempo il marito sospettava che la moglie l'avesse tradito, per questo motivo quel giorno stesso aveva fatto irruzione nel locale per sottrarre l'indumento intimo, al fine di poterlo fare analizzare in un laboratorio alla ricerca di eventuali liquidi seminali dell'amante. La donna ha presentato denuncia per violenza privata. Era costretta da tempo a subire offese, minacce e angherie di ogni tipo, così ha spiegato con le lacrime agli occhi agli investigatori. La giovane, sempre su ordine della procura, è stata portata in un centro antiviolenza protetto, dove vivrà per i prossimi mesi. La notizia ha fatto il giro e molti condannano fortemente il barbaro gesto. Ormai gli uomini hanno perso ogni senso di affettività, di gioia di vivere con una donna. Oramai le vedono solo come oggetto. Questo caso è stato molto tragico, tremendo e speriamo che non accada mai più, perché queste cose non devono mai succedere, secondo me. E soprattutto dovremmo educare di più i ragazzi effettivamente a educarli meglio e a evitare così poi tutti questi episodi.